In diretta dal Media Center siamo con Andrea Telatin, l'amministratore delegato di SI14, importante società che si occupa di sostenere lo sviluppo di start-up del settore tecnologico. Ci vuoi parlare un po' di come si presenta il panorama nel settore energetico? Sì, allora sì, io rappresento SI14, un'azienda di Padova a supporto di sviluppo tecnologico di start-up principalmente. Tra le varie iniziative su cui stiamo investendo parecchio esiste anche il settore energetico, proprio di cui oggi stiamo parlando. È sicuramente un mercato in netta esplosione, dove noi in qualche maniera stiamo contribuendo con lo sviluppo di una piattaforma. Noi la chiamiamo in forma tecnica middleware, okay? È una piattaforma che in qualche maniera virtualizza i bus di campo. Okay? Oggi nella casa esistono tantissimi dispositivi che consumano corrente, che consuma gas, che consuma acqua, e che poi in qualche maniera devono interagire con parametri più digitali, come può essere l'internet, può essere la fonia, può essere il mondo esattamente, quindi il cosiddetto Internet of Things. La nostra piattaforma è una piattaforma software che può essere eseguita da qualsiasi dispositivo elettronico, esso sia un telefonino, un tablet, un computer, e che in qualche maniera colleziona e mette a disposizione di una piattaforma di data mining le informazioni provenienti dal campo. Quindi sono in grado di poter misurare in tempo reale quanto il forno sta consumando, quanto la mia caldaia sta consumando, e posso mettere in relazione con nel territorio una percentuale di utilizzo di questi dispositivi. Quindi interessano molto start-up che si occupano di migliorare i servizi all'interno della propria casa personali o... Sì, allora i due ambiti di utilizzo sono questi. Allora, il primo è sensibilizzare l'utente finale, perché spesso e volentieri abbiamo una bolletta energetica e non sappiamo quanto incide il mio elettrodomestico rispetto a un altro, o quanto incide il gas rispetto all'energia elettrica. E questa è una prima fase. È dimostrato che la sensibilizzazione dell'utente finale fa già di suo risparmiare circa il 15% all'utilizzatore, insomma, perché sa cosa sta facendo e sa dove può agire ora per ora sul suo consumo privato. Dall'altra parte invece mette a disposizione ai grandi operatori o a delle aziende che si mettono in mezzo tra il consumatore finale e il grande operatore, permette di raccogliere informazioni importanti per poi dare all'utilizzatore finale una proposta di utilizzo, chiamiamolo forfettario, ok? E che quindi in qualche maniera agevola l'utilizzatore finale appunto nell'utilizzo, chiamiamolo così, globale dell'energia, insomma.